Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio di Economia per Tutti con il nostro esperto consulente finanziario, il dottor Zara. Grazie di essere qui con noi. Allora, come sempre cerchiamo di affrontare, di spiegarvi un tema di attualità che riguarda il complessissimo mondo economico. Guardiamo al nostro nord-est questa volta, quindi diamo una lente di ingrandimento particolarmente attenta all'imprenditoria giovanile, alle prospettive, a come si dovrebbero muovere le imprese. Prendendo spunto anche da recentissimi convegni di approfondimento che hanno visto grandi esperti che hanno elaborato anche delle considerazioni importanti. Cosa possiamo dire? Diciamo che sul fronte economico le notizie sarebbero anche buone, nel senso che soprattutto noi che siamo una regione di trasformazione, il fortissimo calo delle materie prime, del petrolio in sostanza, che ha ridotto molti costi di produzione, farà del bene alle nostre aziende. E il calo dell'euro rispetto alle valute extra Unione Europea sta già favorendo le esportazioni. Quindi l'industria del mobile, l'industria della piastrella, l'industria della rubinetteria, l'industria della casa sostanzialmente è già ripartita. L'industria delle scarpe, della pelletteria. I dati dell'ultimo trimestre dello scorso anno già e le domande di aumento dell'affidamento, gli impieghi che riceviamo in banca, le banche ricevono, dimostrano che le aziende si sono già messe in moto. Quindi lei ha dei segnali tangibili di questo? Diciamo il sistema riceve già dei segnali tangibili che dovrebbero essere confermati e secondo me anche oltre le migliori aspettative già nel primo trimestre di quest'anno, perché il calo del petrolio è stato più forte di ogni previsione. Era imprevisto e imprevedibile nella sua importanza e nella sua virulenza. I convegni a cui ho partecipato anch'io scorsa settimana, legati all'imprenditoria giovanile, i consigli da dare ai giovani. Noi parliamo dell'Italia, che ha un numero, i giovani statisticamente sono quelli che hanno un'età compresa tra i 14 e i 25 anni. Per dare un numero, in Italia ce ne sono 6 milioni. 6 milioni in Italia, 20 milioni negli Stati Uniti e 200 milioni in Cina. Questi sono i numeri che si muovono. Devi considerare che il 40%, 17 milioni e 100 sono quelli che hanno più di 60 anni nel nostro paese, quindi 17 milioni e 100, e circa la metà sono quelli che hanno 20 anni. Quindi il nostro è un paese molto vecchio anagraficamente, e in questo paese in cui le persone anziane decidono le strategie di sviluppo, ci sono 6 milioni di ragazzi che devono aprirsi al futuro. Non è banale l'osservazione, L'anagrafe incide nella capacità di recepire le novità e di metterle in campo, senza fare critiche o citare parti politiche. Ma c'era anche un politico a questi convegni, un politico importante della nostra regione, che diceva che nell'agenda della politica oggi c'è scarsa attenzione a agenda digitale, a banda larga, c'è un'attenzione di facciata, ma non sostanziale. Ecco, se fosse vero, speriamo non sia vero, questa è già una grossa zavorra, un grosso handicap. Un'altra cosa, questo il Presidente della Confindustria che lo affermava, i giovani oggi sono naturalmente predisposti a confrontarsi e il loro mondo di riferimento non è Padova e il Veneto, il loro mondo di riferimento è il mondo. Una delle grandi rivoluzioni della nostra epoca è stata quella digitale, che ci permette di contattare chiunque in qualsiasi parte del mondo, e pensi che in certe zone dell'Asia si impara a scrivere e si imparano le lingue straniere in rete, non hanno i libri, non hanno le scuole, ma un collegamento wireless magari c'è anche in Bangladesh, in Iran, piuttosto che in Iraq. Quindi si impara a leggere, si impara lingue straniere attraverso la rete. Questo facilita le cose. Un'altra cosa che è strutturale del nostro paese, l'età. Non è importante l'età. Cioè non è l'età la condizione sine qua non per occupare certe posizioni all'interno delle aziende. Chi gestisce budget bilionari da miliardi di dollari negli Stati Uniti, nelle major, parliamo di Time Warner, parliamo di Warner, sono ragazzi di 22-23 anni che sanno intercettare
e usano e sanno usare il linguaggio adatto per andare su prodotti e servizi da proporre al mercato fatto di loro coetanei. Quindi dobbiamo a questo punto competere a questi livelli in un contesto che sta cambiando radicalmente. Ne parliamo nella prossima puntata, quindi troveremo modo di approfondirlo. Grazie ancora di averci supportato, a voi buon proseguimento, a domani.